Rientriamo amici di Verde a Nord-Est dopo la sigla qui da Palazzo della Ragione. Mi trovo in compagnia di due ospiti a cui diamo il benvenuto. Piero Dalbello qui alla mia destra, che è il presidente del Lions Club Padova Certosa, e qui alla mia sinistra diamo il benvenuto anche ad Andrea Bovo, sempre membro di architetto, sempre membro di questo club che ha allestito all'interno di questa meravigliosa cornice un'esposizione di presepi. Ma come mai, Presidente? L'abbiamo allestito per varie ragioni, per molteplici ragioni. Prima di tutto per festeggiare i nostri 40 anni, che noi compiamo 40 anni di Lions nel nostro club. Secondo, perché festeggiamo così anche il centenario del Lions Club mondiale, e vogliamo anche, e per dare possibilità a padovani e visitatori esterni di visitare questo bel Palazzo della Ragione, anche se è già ben conosciuto, però di visitarlo ancora di più e con una mostra interessante. Ma lo scopo vero e proprio di questa nostra mostra è quello che noi vogliamo raccogliere dei fondi per fare i nostri service. Il primo service principale di quest'anno per noi è regalare alla nefrologia pediatrica una macchina Carpe Diem che serve per la dialisi neonatale e infantile. Dopo ulteriori raccolte di fondi saranno a favore di tutte le famiglie povere della città. Quindi insomma uno scopo benefico dietro ad una iniziativa davvero di pregio. 52 pezzi, architetto, so che lei si è insomma, occupato proprio dell'allestimento di questo presepe. Questi 52 pezzi da dove arrivano? Provengono, una metà circa sono nostri nazionali, un'altra metà arrivano da tutte le parti del mondo. Ci sono pezzi in terracotta, in legno, in ceramica. È ben rappresentata la terracotta bolognese e diciamo, i presepi napoletani. Dietro alle mie spalle abbiamo il presepio, chiamato il presepio bianco, con 300 sculture, sono effettivamente sculture, è un presepio settecentesco, anche se di recente realizzazione. Ci sono 4-5 artisti che hanno lavorato nella sua realizzazione e si chiama presepio bianco perché bianco è stato la persona che ha voluto fosse realizzato questo presepio. Ha una superficie di 15 metri quadrati, quindi è 5x3 e alto 3,50 m. Si può vedere, no, da tutto attorno? Si può vedere da tutto attorno. Nella parte davanti abbiamo la Natività con gli angeli, con i Re Magi, nella parte posteriore i mestieri caratteristici napoletani. Se voi venite qua, lo guardate in un momento di silenzio, vi sembra di sentire il chiacchierio della vita napoletana, cioè proprio il rumore della vita napoletana. Abbiamo poi un presepio bellissimo della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, sempre in ceramica bolognese, settecentesco, del Settecento, no, settecentesco, molto bello. Il presepio in ceramica non dipinto del Palazzo Caprara, che è la prefettura di Bologna, e altri pezzi importanti sempre in terracotta. Sugli etnici è divertente vedere come la figura della Natività è stata vista nei secoli e dalle popolazioni in maniera diversa. Mi spiego, all'inizio il Bambino Gesù era bianco per tutti, dopo abbiamo presepi in cui è raffigurato con le sembianze canadesi, con le sembianze ucraine, armene, indiane, cinesi, cioè si vede proprio come l'immagine della Natività è calata sulla realtà.
Divertente vedere anche i rapporti tra uno e l'altro, cioè io prima le ho fatto notare le differenze certo. tra la Madonna cinese e la Madonna indiana, che è una cosa a mio giudizio molto divertente. Grazie all'architetto Andrea Bovo, grazie a Piero Dalbello. Amici, adesso vi facciamo vedere alcune delle cose che abbiamo realizzato nelle settimane scorse. Andremo a Ponte di Piave per parlarvi di meccanizzazione e di sicurezza sul lavoro in tema di agricoltura, e poi ancora vi parleremo di radicchio, prodotto tipico di questa stagione, e ancora vi parleremo di Montasio, di formaggio Montasio da Udine, e poi ci ritroviamo però per la chiusura di questa puntata sempre qui da Padova.